a tutti e grazie a Pioggi di essere con noi, anche a tutte le persone in collegamento. Oggi è il secondo incontro che facciamo in occasione di San Valentino e con noi oggi c'è l'autrice Sara Pretta che ci presenterà il suo libro Luca Errante. Ed è interessante a questo proposito perché Laila ha due paure. Una di queste viene affrontata direttamente da questo romanzo e le due paure di Laila nascono dal fatto che il suo bisogno di essere amata non è stato appagato nel periodo dell'infanzia. L'amore mi sentirei di rispondere subito che è un sentimento, nel senso che è uno stato d'animo con una certa durata e una certa intensità che ci coinvolge sia a livello psichico che anche a livello cognitivo. Per questo mi sento di differenziarlo per esempio dall'emozione, dalla semplice emozione, che è qualcosa di sicuramente più istintivo e intenso, però anche quindi di breve durata. Ed è legato ai nostri bisogni. Nella storia, per esempio, della psicologia, delle teorie motivazionali che sono state indagate, è sempre stato riconosciuto come uno dei bisogni fondamentali dell'essere umano. Siamo proprio alla base della piramide, no? Dei bisogni. Allora, mangiare, dormire? Sì, prima ci sono quelli fisiologici, poi ci sono quelli legati alla sicurezza, poi arriva a un certo punto il bisogno di amare ed essere amati. Poi, a differenza della teoria, per esempio, cambia la categorizzazione. A me piace molto, che è una delle ultime che è stata introdotta, quella di Anthony Robbins, che parla dei 6 bisogni fondamentali dell'essere umano, e quello d'amore ovviamente è contestuale a tutti gli altri, però in questo caso non c'è una gerarchia prestabilita, dipende dal momento della vita e della soggettività di ogni persona. Quindi nel caso per esempio di Laila, potremmo dire che in un certo momento della sua vita, quello infantile, non è riuscita a soddisfare il suo bisogno legato ad essere amata, perché purtroppo era inserita all'interno di un contesto familiare inadatto, inadeguato. Almeno io l'ho calata in un contesto simile, dove i suoi genitori sicuramente le volevano bene e l'amavano, però purtroppo non erano capaci a comunicare a lei questo amore, e quindi lei nel tempo ha imparato che l'amore era una determinata cosa e non un'altra, ha imparato che andava comunicato in un certo modo e purtroppo non si è sentita amata. Ha cercato sicuramente anche di soddisfare questo bisogno che si era creato in maniera, potremmo dire, anche disfunzionale. Il suo percorso l'ha portata ad essere Laila, se posso dire, ad accentuare la sua parte razionale e prendendo la decisione di fare a meno di quella più emotiva, sentimentale, per il suo provvedimento. L'amore incondizionato è l'amore che noi proviamo può essere un'altra persona, ma perché è lei, quindi ci innamoriamo di lei perché la riconosciamo, ci piace, diciamo, a 360 gradi, e quindi parliamo in quel caso, parliamo sia delle sue parti di luce, potremmo dire sia delle sue parti di ombra, pregi, difetti, tutto quanto, perché ci innamoriamo di tutto del suo essere.
L'amore condizionato è un po' diverso e normalmente viene insegnato purtroppo perché in quel caso viene fatto passare il concetto che una persona viene amata solo se rispetta determinati standard, solo se è in un certo modo, si comporta in un certo modo. Nel caso di Laila è importante perché è proprio quello che le è stato insegnato da piccola. Lei per essere amata doveva essere la ragazza brava, doveva essere quella che portava a casa i bei voti, doveva essere quella che faceva il letto, quindi l'amore doveva sempre passare attraverso delle azioni, bisognava meritarselo. E quindi lei e quindi questo maturava in lei ansia da prestazione, ogni volta che sbagliava lei lo vedeva come un fallimento, perché a quel punto sarebbe dovuto venire l'affetto dell'altro. In questo caso parliamo dell'amore genitoriale, che è una delle sfaccettature, potremmo dire, dell'amore. Secondo te è semplice giungere all'amore incondizionato? Io sinceramente non so se la nostra società oppure la maturità che gli esseri umani hanno raggiunto sia tale per cui siamo poi in grado di amare incondizionatamente qualcuno. Forse ci può essere in questo caso l'amore filiale, potrebbe essere un amore incondizionato, ma già il figlio rispetto al genitore forse no, e ancora di meno potrebbe avvenire in una coppia. Si hanno molte aspettative dal partner. Io penso che la società ci maleduchi, nel senso di siamo mal educati male. In questo senso, in realtà partiamo con delle basi molto brutte perché noi normalmente non amiamo noi stessi e già questo è grave. Se non amiamo noi stessi, se non ci accettiamo, non possiamo di certo amare gli altri. Hai detto una cosa molto centrata, nel senso che prima dobbiamo imparare ad amare noi stessi, a rispettare noi stessi, magari ancora prima di amarci, perché anche avere una forma di rispetto nei nostri confronti è difficile, è molto complesso. A volte io realizzo, quando magari sono sommessa dal lavoro, quanto poco mi rispetto, perché quando appunto mi viene l'ansia da prestazione, senza saperlo mi faccio del male, nel senso che magari fumo 4 sigarette una dietro l'altra, e quello è farsi del male. Sì, quando non volersi bene, non amarsi, significa per esempio inseguire la mente, inseguire quello che vuole la mente, la nostra volontà, e dimenticarsi che abbiamo un corpo, per esempio, che ha le sue esigenze. Non so se avete visto la copertina, se si può vedere. Ecco, questa è una ragazza che ha un bel coraggio. Perché? La sua scelta più estrema qual è stata? Andare in giro, decidere di andare in giro nuda. Infatti il libro si intitola proprio Nuda errante per questo motivo, perché lei sceglie la nudità. Sì, sceglie di spogliarsi dell'esteriorità di ciò che mostra agli altri. Ovviamente può essere una cosa simbolica, piuttosto che quindi noi abbiamo Laila che si va tranquillamente in giro per le strade delle città nuda, minimizzando davvero le reazioni che possono scaturire dalle persone che incontra. Sì, ma infatti nel libro la sua è una nudità effettiva, diciamo, ma naturalmente resa, come dici tu, in versione simbolica, anche perché appunto nel romanzo le persone quasi non si rendono conto della sua nudità, perché è più una nudità interiore, voluta da lei. Esatto. Lei ha deciso di smettere di apparire in un certo modo, in un modo veicolato dai concetti
del marketing, per esempio della moda, ha deciso di essere se stessa al 100%, di mostrarsi per quello che è, e quindi va in giro nuda. C'è un personaggio che ti è piaciuto descrivere, ti è piaciuto creare più di tutti, oltre naturalmente ai due protagonisti? Beh, il pazzo, il secondo pazzo. Chi è questo secondo pazzo? Sì, perché una cosa da dire è che nel mio romanzo c'è il pazzo come archetipo, diciamo, e anche Laila probabilmente verrebbe definita come pazza, nel senso che sono quelle persone, quegli esseri umani dotati appunto di una sensibilità differente, devo dire più marcata, che la pensano in maniera differente rispetto alla massa e quindi prendono poi anche delle scelte concrete, iniziano a percorrere delle vite concretamente differenti rispetto a quelle degli altri, quindi non sono dei pazzi veri, diciamo, sono delle persone che hanno deciso di vivere in modo diverso, che hanno visto un po' più degli altri, hanno osservato per l'ultimaia e hanno capito un po' più degli altri. Questo non significa che siano scevri da paure, vediamo infatti che ne hanno. Il pazzo, il secondo pazzo, per questo dico secondo, volevo spiegare. Il secondo pazzo, che è legato alla seconda svolta di Laila, è un uomo che vive all'interno nella città dei signori della legge, va contro il potere costituito, potere civile ma anche temporale di quella città e non riesce anche lui a scappare alla sua paura, la paura di solitudine, e se la trova anche di fronte. Mi piace veramente ripetere che noi qui in questo romanzo parliamo con le paure, nel senso che ce le troviamo di fronte, in carne ed ossa, e sono forse anche molto diverse da come se le si potrebbe aspettare, perché sono lì per farci vedere un nostro limite che non è negativo necessariamente, vogliono soltanto essere ascoltate, se noi scappiamo loro ci inseguono. Ma è nel momento in cui finalmente gli daremo udienza, quindi daremo udienza a noi stessi, ci capiremo e ci vorremo bene e ci ameremo di più, a quel punto loro saranno le prime a scomparire, ad andarsene, senza... Si dissolvono, insomma, Sì. proprio come... Secondo te, nel libro quali sono i momenti più importanti che possono far risvegliare in Laila una certa maturità di pensiero, una certa consapevolezza su alcune cose? Beh, c'è sicuramente il momento nel capitolo della legge morale, dove lei, c'è l'episodio delle mele col bambino, nel senso che un bambino ruba delle mele da portare alla mamma perché non hanno i soldi per poterle comprare. Il bambino nella fuga si scontra con Laila, perde le mele e comunque prosegue la fuga. Arrivano i gendarmi, chiedono a Laila di indicare la strada dove è andato il bambino e Laila lo fa, indica la strada, dice il bambino è andato di là. E in quel momento si allarga la folla, Morgan si mette di fronte e le dice: ma Laila, ma cosa hai fatto? E io ho fatto quello che mi hanno chiesto i gendarmi. Sì, ma hai denunciato il bambino, ho seguito la legge. Sì, ma è una legge inumana se ti porta a questo, a denunciare un bambino che scappa per poter portare le mele alla mamma. Sì, quindi quasi non ha la capacità di discernimento, insomma. No, perché, ecco, questo che devo dire, in quel caso la legge morale è diventata vuota perché non c'è amore. Giusto. È soltanto una legge fine a se stessa che va contro l'uomo e quindi finisce per andare contro l'uomo. E lì lei capisce molto, finalmente capisce che c'è bisogno delle emozioni, che lei vede soltanto una parte del cielo, che è sicuramente parziale, perché per lei la moralità è molto importante, si attacca alla moralità
e lei farebbe tutto per dovere, usando una terminologia kantiana, farebbe tutto per dovere, quindi se la legge dice una cosa ed è una legge giusta, allora la segue fino in fondo, però in quel caso Morgan fa capire che è parziale, proprio perché è una legge senza amore. E da qui, diciamo, un po' ricomincia la sua risalita personale. Io mi sono ispirata a diversi autori, sicuramente anche Calvino mi piace molto, mi è piaciuto particolarmente Il Castello dei Destini Incrociati, dove ci sono queste persone che arrivano nello stesso castello e per poter comunicare hanno soltanto un mazzo di tarocchi per farlo. È molto simbolico, molto surreale, bellissimo. Io adoro gli autori così, che utilizzano certi stratagemmi anche narrativi, infatti altri che io adoro sono Kafka, per dire, oppure Lovecraft. Sì, diciamo che Laila parte dalla città d'origine perché si sente scomoda, sente che ci vive male. Nel corso del romanzo capirà il perché, è inseguita da una paura, questo si può dire, ma lei non lo sa soltanto, si percepisce soltanto scomoda, diciamo, a casa sua. Quindi prende e con Morgan parte. Allora, è verissimo, ogni personaggio serve a portare una sfaccettatura dell'autore fuori. Laila è sicuramente stata, mi rappresentava sicuramente in un momento, in un periodo della mia vita, però voglio dire come forma mentis, come utilizzo della razionalità, come ideali, sì, come appunto, come potrei dire, non speranza, il fatto di vedere nella razionalità la risoluzione, la risposta per l'interpretazione della realtà, per uscirne senza soffrire, quello sicuramente è stato un mio periodo e Laila lo porto fuori. Laila è l'estremizzazione di quel periodo, potremmo dire. Certo è che sono andata avanti, quindi diciamo che è una mia fotografia, una mia fotografia di quasi una decina di anni fa. È vero che ogni personaggio mi rappresenta, c'è anche il piccolo Morgan. Morgan è fantastico perché è un gatto che vuole conoscere gli esseri umani, però è un gatto intelligente. E quindi fa delle domande che magari alle volte sembrano anche banali, però sono talmente dirette e fanno crollare il palco di strutture e sovrastrutture che si fanno gli esseri umani. Cioè quando vedono il bambino che scappa con le mele e lei le dice ma non può, è ingiusto. Sì, ma cioè, il bambino ha bisogno di fare il mele a sua mamma, come fai a dire che non sia giusto? Cioè, hai perso completamente la tramontana, tutti i tuoi concetti, tutte le tue strutture. Quindi anche lì la Morgan serve per tirare fuori quella vocina interiore, magari un po' infantile, che abbiamo un po' tutti, quindi anche la mia, ma c'è anche il pazzo, la natura eversiva, quella che è tutto, il caos, la passionalità che dirompe. Quasi non riuscire a contenere certe emozioni e certi sentimenti, cioè il pazzo proprio è tormentato anche perché sente talmente tanto le emozioni che prova che stravicano al di fuori di lui. Ecco, lui è tutto tranne che razionale. È vero. Sì, e quindi è interessante l'incontro tra le due. Diciamo che un conto è conoscersi, un conto è volersi bene, cioè un conto è sapere chi si è, cosa ci rappresenta, chi siamo, le nostre attività, tutto quanto, un conto poi è volersi bene. Allora, io sto finendo, spero, di costruire la mia autostima, nel senso che io
io cerco di volermi bene e sto imparando a farlo. Sicuramente mi voglio molto più bene adesso di come mi volevo bene in passato. E va aggiungo una cosa a cui tengo. Secondo me la filosofia è fondamentale anche in questo, perché io ho iniziato a volermi bene grazie alla filosofia, nel senso che probabilmente mi è stato detto nel modo in cui nel modo giusto mi è stato detto un concetto fondamentale. Uno dei miei autori preferiti è Kant, quel malloppone, quello di Kant, ok, però io gli devo tantissimo, perché quando ho studiato la sua filosofia, la metafisica dei costumi, quando ho incontrato il principio categorico, lui mi ha detto che tutti noi siamo un fine in sé, cioè tutti noi, già soltanto per il fatto di esistere che siamo noi, siamo legittimi e abbiamo il diritto e il dovere di volerci bene e di esprimere tutte le nostre potenzialità. Non abbiamo bisogno di un Dio che ce lo dica, non abbiamo bisogno di una società che ce lo dica, dei genitori, non abbiamo bisogno di una motivazione esterna. Noi già soltanto per il fatto di esistere, di essere in questo mondo, abbiamo il dovere e il diritto di volerci bene e di amarci. A me è stato detto da Kant, in un modo pesantissimo, ma è stato detto da Kant, chi l'ha detto lo sa. Però io l'ho sentito come per la prima volta, perché probabilmente tantissimi altri me l'avevano già detto in tante salse. Lui me l'ha detto in quel modo e io ho iniziato il percorso per volermi bene. Ecco. Quindi ho studiato la filosofia. Beh, io sto finendo di scrivere il secondo libro, che avrà una tematica differente, nel senso che questo si focalizza sulle paure umane. E quindi troviamo per esempio la paura della solitudine, la paura della morte, la paura del giudizio degli altri, tutta una serie di paure, paura di se stessi. Il secondo libro, il sequel, parlerà di valori e Laila farà un ulteriore viaggio, un altro viaggio, perché conoscere non è sufficiente per risolvere le situazioni, quindi dovrà ancora fare un'altra esperienza. Nel sequel, lei incontrerà dei valori umani, delle altre entità, delle idee, sempre manifestazioni di idee, tra cui l'idea di libertà, l'idea di violenza, l'idea di ignoranza, l'idea del potere, comunicazione. E quindi bello! Avrà modo di parlare con persone abbastanza interessanti. Sì, veramente bella anche questa seconda idea delle manifestazioni dei principi e dei valori. Bene, allora se non ci sono domande, io faccio gli auguri a Sara per il prosieguo appunto della sua carriera di scrittrice. Auguri a Laila per il suo percorso. Io ti ringrazio tutte le persone che ieri sera e oggi sono state collegate con noi, per cui è stato un bel viaggio che abbiamo fatto con Argento Dorato, con te e con i tuoi autori. Grazie molto. No, invece è un'occasione, insomma, ho detto ieri sera che per la biblioteca comunque avere queste possibilità è sempre una ottima cosa. Io ringrazio tutti, vi aspetto domani.